6 punti e quindi si tratta di poter conservare eventualmente la terza piazza. Vediamo che le due formazioni stanno entrando. Chiaramente Fulvio Colini. Andiamo invece a vedere quella che sarà la formazione dei padroni di casa con Pietrangelo, Luis Felipe, Sutton, Musumeci, Giappa, Fiore di guida, Sai, Perazzetta, Azzoni, Donin e Sacon. Il coach ovviamente Silvio Rocha. Andiamo a vedere la situazione di classifica e Benevento pura e con pantaloni scuri per quanto concerne la formazione trevigiana che propone in campo. Vediamo che sono Giappa, Sacon, Azzoni e poi anche Sutton e Pietrangelo. Andremo a vedere quale sarà il quintetto di partenza invece per la squadra napoletana. Ecco qui che si vanno a definire i giocatori con Perugino il capitano, poi abbiamo anche la presenza di Borruto e intanto è tutto pronto per dare il calcio d'inizio sul punto di battuta sul cerchio centrale del campo. Vediamo il pivot, il capitano della formazione di casa Giappa Viera, che è pronto a dare l'inizio al match con il lancio avanti per Sacon, la palla che arriva per Azzoni e poi c'è il tiro alla rete immediata da parte di Sacon, che riesce a trovare immediatamente il vantaggio dopo appena 11 secondi di gioco. Credo che questo sia uno dei gol più veloci nella storia della formazione trevigiana e quindi immediatamente si sblocca il risultato. Questo bel tiro con il portiere che si guarda dietro e raccoglie il pallone, e quindi davvero incredibile questa primissima fase del match, dove si è vista subito la squadra di casa impegnata in una prima azione d'attacco che è stata già risolta in maniera favorevole con il risultato di 1-0. Appunto la variazione di risultato dalla grafica tra poco. Ecco qui appunto abbiamo già subito corretto il punteggio, quindi 1-0 con Sutton che dà per Sacon, l'uscita un po' a kamikaze di Bello Buono, la rimessa laterale da parte della formazione partenopea, ma però c'è il pressing subito immediato di Sacon, come di consueto parte sempre molto forte. Attenzione che Borruto spinge con i gomiti, il rilancio Azzoni per Giappa, palla per Perugino, ancora il pallone per Guglielme e la palla che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Buona presenza di pubblico questa sera al Pala Cicogna. Vediamo che capitano Perugino che è pronto a dare il pallone in avanti, poi nuovamente per la squadra ospite con il numero 8, vale a dire Guglielmano, pallone che finisce a lato e quindi a trovare la parte del portiere, parte del gioco con il corner. Palla messa in mezzo in cui si è mosso il risultato è questa qui, al Pala Cicogna, in più numero 8 e quindi 1-1. botta e risposta immediatamente tra le due squadre. Divertente questa gara. Ora vediamo Giappa, Azzoni, Giappa, pallone verso Azzoni, la chiusura poi di Borruto, il pallone raccolto da Bello Buono che lo dà a Volo. Borruto, palla per l'autore della rete, Borruto ha spazio sull'auto di sinistra, poi il tiro e la rete, questa volta sì, il gol realizzato da Perugino. Il capitano in pochissimi secondi va a ribaltare la situazione
È davvero incredibile questo inizio di match, perché dopo 2 minuti e 35 secondi il risultato è già di 2-1 per il Napoli, che dopo la rete di Sacon ha trovato nel giro praticamente di una trentina di secondi sia la marcatura da parte di Guglielmano e poi il gol di Perugino, del capitano. Richiesto il time out da parte di Silvio Roscia, più tranquillo ora lo vediamo inquadrato Fulvio Colini, che aveva visto la sua squadra subire immediatamente la rete. Si riprende il gioco con il punteggio ora di 1-2. Ci sono voluti veramente pochi minuti per vedere la costruzione di 3 marcature, sguarnita la difesa di casa nella rete del 2-1 da parte della formazione campana. Rilancio verso Giappa, che colpisce di testa ma porta fuori il pallone. Il capitano è Bolo. Sino ad ora ci sono stati pochi cambiamenti. Ora abbiamo visto l'entrata in scena con il numero 15 di Salas, ed ora si riprenderà con la rimessa laterale da parte della Came Treviso, con Onazzoni, Sacon per Giappa, prova a mettere il pallone in mezzo sul primo palo, nessun problema ad accogliere con le mani che concede il palla alla squadra di casa. Poi c'è Borruto che spinge, le proteste da parte di Borruto. Ormai insomma il futsal italiano lo conosce bene, spesso e volentieri va ad abuso duro contro gli avversari e contro l'arbitro. Non gli manca di sicuro il carattere al numero 9 della formazione partenopea. Mancano 15 minuti e 53 secondi al termine del primo tempo. Intanto vediamo questa conclusione di Sacon presa da Bellobuono senza grossissima difficoltà. Poi il rilancio del numero 12 in bocca all'altro portiere Azzoni. Poi in qualche modo perde il controllo della palla Sutton. Nulla da fare per la squadra di casa, che dopo intanto vediamo nuovamente Borruto che parla con l'arbitro. I fischi del settore più acceso, diciamo così, del pubblico trevigiano. Si riprende il gioco, vediamo il pallone viene concesso al numero 24 Bolo. Movimento in avanti per Salas che aggancia il pallone. La compagina locale 2 per gli ospiti. Continuamente Borruto. Poi intanto l'arbitro sta cercando di calmare la panchina napoletana. Borruto pronto verso Bolo, l'anticipo della squadra con Luis Felipe. Per ora non sono dello stesso avviso e si riprenderà la traversa con il pallone recuperato dal portiere di casa, pronto a consegnarlo quindi a Luis. E ora vediamo Di Guida anticipato da questo passaggio pericolosissimo, sanguinoso con Donin. Dopo 6 minuti di gioco Luis Felipe fa quasi la barba al palo, questa conclusione di destro del giocatore bianco-blu. Questi sarebbero i colori sociali della formazione di Treviso. E poi vediamo con questo rilancio
il portiere trova il colpo di testa di Gabriel, anzi il proprio compagno Donin vuole la palla, la implora, gli viene consegnata, il numero 22 a fronte a sé Salas si accentra, poi un rimpallo su Borruto lo favorisce, che il pallone ritorna nuovamente al numero 22, ancora il numero 22 che prova la sortita, si accentra, parte il tiro, viene contratto, può ripartire in contropiede con grande classe Bolo, il passaggio verso Guglielmano, ma la palla è un po' arretrata e finisce fuori. Punteggio di 1-2 qui alla palla Cicogna, con Musumeci su Borruto che prova che prova a bloccarlo, in qualche modo gli fa perdere tempo nell'uno contro uno, quindi Donin, pallone che scivola all'indietro, poi vuole una sostituzione probabilmente Borruto, intanto c'è Salas che trova spazio, un'autostrada, Luis Felipe interrompe la corsa del giocatore e quindi nuovamente comunque in possesso la formazione partenopea, quando mancano 12 minuti e 35 secondi al termine del primo tempo, con Napoli che è in vantaggio per 2-1. La sponda per Salas, pallone che viene recuperato da Musumeci, Donin, Luis Felipe, il numero 8, su di lui c'è Bola, lo scarico all'indietro, circolazione di palla da parte della Kame, 3 contro 3, poi lotta tra Salas e Musumeci dietro, pallone per Di Guida, l'uscita di Perugino ad anticipare il numero 14, ma il possesso è ancora per la formazione di Silvio Roscia, con Donin, si sposta centralmente sul cerco centrale del campo, nuovamente Luis Felipe con tutta la squadra sostanzialmente di Fulvio Colini che mette pressione ai portatori di palla, sbaglia ancora Guillermo, riesce in qualche modo a dare problemi alla squadra di casa, che perde il possesso del pallone, ora ritorna a Bolo, rilancio subito, si lotta con Guglielmano e la difesa della Kame, Bola mantiene il pallone, lo dà bello buono, il rilancio subito, il colpo di testa provato dal pivot della formazione ospite, che non riesce ad entrare in qualche modo in contatto con il pallone, e ora è Musumeci che dà per Donin, l'interno sinistro sbagliato completamente, un po' mangiato come si usa dire questo pallone dal numero 22, che si era trovato in buona posizione per battere almeno verso lo specchio della porta difesa da Bello Buono, ma non c'è riuscito. Dall'altra parte Pietrangelo si lotta su questo pallone, rimane a terra il giocatore napoletano, Donin, la chiusura di Bello e Buono, mentre dall'altra parte c'è il giocatore napoletano fermo. Andiamo a vedere dagli altri campi, l'Active Network è in vantaggio a Catania per 1-0, l'Eco City è in vantaggio per 3-0 a Manfredonia, la Pomezia, Fortitudo Pomezia è in vantaggio per 2-0 a Consilina, l'1-0 del Cosenza contro il Torino, e gli altri due risultati tra Ferdi Eboli e Roma e Pesaro contro il Petrarca 0-0, e infine il Sandro Abate è in vantaggio 1-0 contro il Benevento. Diverse le squadre che stanno vincendo in trasferta in questa penultima giornata del campionato di Serie A di futsal. Anche qui sta accadendo questa cosa, perché il Napoli, dopo essere passato in svantaggio dopo appena 11 secondi di gioco,
e durante il terzo, in una trentina di secondi, è andato a capovolgere lo score momentaneo di questa partita. Vediamo se ci saranno altri gol nei prossimi minuti. Si sta andando a concludere la prima parte del primo tempo con Borruto che si lancia in avanti e poi non riesce a mettere il pallone in mezzo. Dall'altra parte Donin nuovamente per Giappa, il palo esterno colpito, e ancora una volta in questa stagione non c'è un buon rapporto con i pali della porta da parte della formazione di casa della Camel. Lo rivediamo a fianco, al limite per provare un tapping, c'era anche Loris di guida vicinissima al pareggio la Came. Ora vediamo che è entrato in campo per la formazione di casa anche Perazzetta, spostato sulla destra Giappa per Bolo, cerca rimorchio a proteggere il pallone di su Filippo e poi non ci pensa su due volte a cacciare fuori la palla Gabriel, ma riconsegnadola in fase d'attacco alla Came Treviso. Siamo sostanzialmente al 10° minuto del primo tempo, intanto c'è qualche protesta per un eventuale tocco di mano e ora c'è un time out richiesto da Collini dalla panchina del Napoli, con l'analisi da parte di mister Collini, coach Collini, su questa prima fase della partita. C'è una grandissima ovviamente esperienza. Vedremo come andranno le cose nei playoff, con tante squadre protagoniste, in particolare Catania, Eboli, Napoli, Roma, Torino, Pomezia, Genzano e molto probabilmente Sandro Abate, perché la classifica ora vede appunto il Catania in vantaggio sopra le tutte, capolista, però si sa che poi i playoff sono tutta un'altra cosa e lì veramente verrà fuori la grande esperienza sia degli allenatori ma soprattutto dei giocatori che compongono le singole squadre. Intanto Borruto è pronto a rimettere in gioco la sfera da Perugino, Bolo buono, Bolo, la sciabolata in avanti, pallone controllato di petto da Perazzetta, concesso da Sutton a Sacon. Perazzetta, poi il passaggio ancora per Sacon, anticipato Sutton, attenzione Borruto, Borruto parte il sinistro, colpisce troppo d'esterno di Mancino, il giocatore qui inquadrato dalla nostra regia che già ringrazio per l'ottimo lavoro fatto in tutta questa stagione, e soprattutto un ringraziamento anche ai tecnici. Pallone che ora ai tre piedi nuovamente della formazione napoletana, ma è Giappa, ora viene strattonato Gabriel, si gioca per la norma del vantaggio, pallone messo in mezzo, una serie di tiri, poi viene messo a terra Sacon, ma è chiaro che c'era anche il cartellino. Giallo forse in precedenza. Intanto vediamo che c'è il solito battibecco sul fatto che in questo caso, cioè nel precedente caso l'azione non era stata bloccata, e allora i giocatori del Napoli, su indicazione della panchina di Collini, avevano continuato a giocare. I soliti battibecchi. Su queste situazioni non si troverà mai una soluzione. Queste situazioni qua dovrebbe essere poi l'arbitro a fermare, però poi c'è
probabilmente c'era un fallo per la norma del vantaggio, un po' di confusione anche nell'interpretazione arbitrale di queste cose qua, perché se la norma del vantaggio è stata applicata, io credo che quello fosse stato un fallo, si doveva comunque riprendere da quella situazione. Comunque sia, iniziano come di consueto le polemiche, animi che si accendono, un classico del futsal, soprattutto quando in campo ci sono alcuni giocatori con un certo tipo di temperamento. Borruto, rilancio in avanti con il pallone recuperato ancora dalla Kame, Perazzetta messo in mezzo, vediamo Giappa, Sutton, Giappa e il colpo quasi a botta sicura e l'incrocio di pali colpito da Sacon. Ancora un'azione sfortunata da parte della Kame, vediamo se la regia ci ripropone questo con il replay questa situazione. Vedete che il pallone viene ridato da Giappa a Sacon e poi proprio quasi l'incrocio dei pali colpito dalla squadra di casa. 2 pali consecutivi per quanto riguarda la Kame e il risultato rimane di 1-2. Ora Perazzetta avrebbe avuto la possibilità anche di tirare, poi ha rinunciato. Gestione del pallone, del possesso con vediamo Giappa che in qualche modo si rialza e poi la chiusura di Sutton sul numero 8 della formazione ospite, partita che appunto si è accesa, anticipato Guglielmao con il pallone che è colpito di testa da Sacon, restituito da Sutton. Perazzetta, lo capisce tutto, il pressing di Perazzetta, ma Salas è in possesso di palla. Perazzetta si avvicina, non prova a rubargli il pallone, quindi con tutta tranquillità il numero 15 cede al compagno che poi rilancia. Il nuovo anticipo di Giappa, 7 minuti e 17 al termine della prima frazione di gioco, con un gol messo a segno dalla Kame che poi ha colpito anche 2 pali, mentre dall'altra parte sostanzialmente 2 tiri in porta e 2 reti. Molto cinica la squadra di Collini, che ora si porta nuovamente in avanti per cercare di aumentare il proprio vantaggio con Salas, poi sbaglia tutto ancora l'uscita alla Kame, nuovamente Salas, su di lui c'è Giappa che porta fuori il pallone. Azzoni prende il posto di Perazzetta e con calma Borruto va a prendere il pallone. Salas lo aspetta dalle parti della postazione crono, eccolo qui quasi sulla linea mediana del campo per dare nuovo avvio. Indicazioni di Borruto con Salas che si porta più centralmente in mezzo al campo, mentre Borruto permane sulla sinistra, sulla banda di sinistra, pronto a ricevere il pallone, mentre Salas è l'ultimo uomo. Eccolo qui Borruto, Salas, pallone lanciato in qualche modo in mano, attenzione Salas, e Pietrangelo si trova il pallone tra le mani. Sutton subito nuovamente dall'altra parte, Giappa supera la linea mediana del campo, su di lui c'è Salas, scarica il pallone, va dall'altra banda sulla sinistra con Sutton che prova ad accentrarsi, poi l'anticipo, rimpallo, attenzione Borruto che ha la possibilità in qualche modo, cade a terra
ed ora c'è l'anticipo di Bolo. Borruto rimane a terra. La panchina del Napoli avrebbe voluto l'introduzione per un fallo per presunto scusatemi, per una presunta spinta. Ecco qua, infatti vedete come fa segno Borruto, che ora si alza con l'aiuto di Azzoni. Era partito in quarto, come si usa dire, dopo aver ripreso il pallone all'interno della propria tre quarti di gioco, ma appunto gli arbitri hanno deciso diversamente. Giappa, ancora Sutton, parte il sinistro e l'intervento importante di Bellobuono a mettere il pallone sul fondo e quindi in corner a favore. E poi vediamo Borruto che colpisce con la schiena il pallone, e ora vediamo Sutton, parte il tiro, Perugino ha messo il proprio corpo, devia la palla fuori, Sutton si accentra Azzoni, poi dall'altra parte Saccona, parte il tiro e la palla che dopo aver colpito il parquet finisce sul fondo senza che vi sia stata alcuna deviazione. 5:36 al termine del primo tempo, pallone che viene messo fuori, Perugino si posiziona nel punto indicato dall'arbitro per dare avvio a questa nuova azione con la quale Napoli prova a costruire qualcosa di pericoloso. Borruto, palla messa male verso Guglielmao, che avrebbe voluto forse un passaggio dall'altra parte verso un altro compagno. Donin, parte il tiro, colpisce Sacon, il pallone di destro ma lo spedisce a lato. A 4:57 dal termine, pallone ancora indirizzato per Salas che lo mantiene molto bene. Azzoni commette fallo, è il quarto fallo, attenzione, da parte della Came. Ci sono le proteste, vediamo che l'arbitro va a contare i passi, la distanza su Donin, poi ci sarà Giappa, ecco qua che si stacca a protezione dello specchio della porta. Vediamo Bolo, parte il tiro con però questa volta Borruto che cincischia dopo aver ricevuto il pallone, e quindi nulla di fatto in questa azione potenziale pericolosa da parte di Napoli. Salas, Borruto, Donin, la chiusura. Vediamo Borruto, in qualche modo trova la possibilità del tiro, ma c'è forse stata un'ultima deviazione da parte di Azzoni con il corpo. Vediamo, sì, in qualche modo comunque il pallone è finito sul fondo. Palla recuperata dalla formazione della Came, che poi sciupa questa
immediata ripartenza. Aveva provato in velocità Saccone a servire Giappa, ma ha sbagliato completamente il lancio verso il proprio compagno di squadra. E quindi a 4:25 alla conclusione della prima frazione di gioco rivediamo ancora la Kame che si porta in avanti, ma in maniera fallosa l'intervento, almeno così viene giudicato, su Saccone da parte di Salas. Calcio di punizione, vediamo che viene asciugato il parquet. Questo periodo incomincia a fare caldo, anche se rispetto a più di una settimana fa le temperature si sono un po' abbassate, perché a fine aprile praticamente qui in Veneto sembrava quasi di essere in estate. Giornata bella di sole anche oggi, ma no, sicuramente caldissima, tipica di maggio sostanzialmente. Calcio di punizione con Saccone che si guarda attorno, poi spara direttamente, pallone che rimane lì, Giappa non riesce a far sua la sfera per cercare di gestirla in una maniera differente da quanto poi è accaduto, e quindi pallone che ora viene riconsegnato a Salas. Rilancio di Bellobuono, pallone che finisce direttamente sul fondo. Ogni tanto l'estremo difensore partenopeo prova appunto a fare questi rilanci. Ora Kame che alza questa palla verso Musumeci. Ora c'è anche Luis Felipe che è pronto a rimettere in moto l'azione a favore della propria squadra, con le indicazioni di Silvio Rocha. Ora Donin prova il tiro e ci mette una mano Bellobuono. C'è la richiesta del pallone perché è finito in una zona dove non è facilmente recuperabile. Corner battuto sulla destra da Donin. Azzone, ancora Azzoni, parte il tiro, attenzione, contropiede con Salas che sbaglia l'opportunità di portare a 3 le marcature. Ha fatto un ottimo controllo Pietrangelo, ha regalato letteralmente una palla gol alla Napoli, la squadra di casa, ma Salas non ha saputo approfittarne. Ora è quindi Donin per Luis Felipe, cerca di superare l'avversario con questo pallonetto. Avrebbe voluto un tocco da parte di Borruto, pubblico che si arrabbia per la decisione arbitrale di consegnare nuovamente il possesso di palla alla formazione ospite. Ora vediamo Borruto, palla centralmente per Gabriel, che poi si è portato sulla destra per provare a trovare qualche collega pronto eventualmente alla deviazione. Nulla di tutto questo. Ora vediamo Bolo, parte il tiro e quasi la sensazione del gol su questa conclusione, ma la palla è finita fuori dallo specchio. Mancano 3 minuti 180 secondi per la Sirena, che manderà le 2 formazioni negli spogliatoi per andare ad analizzare questo primo tempo, un primo tempo che è vissuto nei primi 3 minuti con 3 reti, tutte segnate molto velocemente, e poi punteggio che è rimasto quello iniziale di 1-2. Donin riparte ancora Napoli e con il solito Guglielmao che prova a portarsi in avanti. Intanto c'è qualche protesta anche da parte della panchina della Kame per la decisione di assegnare il corner a favore
di Napoli con Perugino, il sinistro sbaglia tutto, poi anche l'intervento sbagliato da parte della difesa della Kame, e Guglielmao regala la terza marcatura alla sua squadra. Guglielmao è andato a realizzare la rete, contatto perso con il pallone, e poi il numero 8 della formazione ospite ha trovato la marcatura. Per lui si tratta di una doppietta, pallone letteralmente regalato dalla Kame, che non è riuscita ad uscire dopo aver quasi recuperato il pallone da un angolo, e pallone perso, e quindi concesso al numero 8 avversario, che ha realizzato la terza rete. Proprio in questo finale del primo tempo sembra poter prendere il largo il Napoli con la terza marcatura, e ora dovrà riflettere molto durante l'intervallo la squadra della Kame. Andiamo a vedere anche tra poco gli altri risultati, perché è chiaro che la Kame è quasi fuori dalla lotta salvezza, ma non del tutto. Vediamo per esempio il Pesaro cosa sta facendo. Sta vincendo contro il Petrarca, e quindi è davvero inguaiato a questo punto la formazione petrarchina. E attenzione, perché c'è la possibilità quasi della quarta rete, pallone che finisce sul fondo senza che vi sia ulteriore deviazione. Intanto c'è Perazzetta che è rimasto a terra, lo vediamo ora inquadrato dalle telecamere della nostra regia. Stavo dicendo, andiamo a controllare anche che cosa sta facendo il Cosenza, che sta vincendo 3-1 contro il Torino. Quindi in questo istante Pesaro va a quota 30 e il Petrarca rimane a 28, e quindi vediamo da questo punto di vista come andranno le cose, perché c'è da capire effettivamente negli ultimi minuti di questo campionato la zona play-out, che ora ha come protagonista il Petrarca. Comunque sia, vediamo che mancano davvero ormai pochi secondi alla conclusione del match, del primo tempo, ovviamente, di questa prima parte del match del primo tempo, con la Kame che prova nuovamente a riportarsi in avanti. Ora c'è da interpretare ancora questa fase finale per la formazione di casa. Pallone calciato, colpito di testa da Azzoni, attenzione, e quindi ora il rilancio, palla che finisce tra le mani di Bello e Buono. Altro sventagliata per il solito numero 8, pericolosissimo Guglielmao in questa partita. Eccolo qui inquadrato a fianco a Saccono. Ora è Perugino che prende il pallone, messo in mezzo,
e intanto c'è un cartellino giallo per Perugino e si tratta quindi di un ulteriore fallo da parte della formazione napoletana. 4-4, mancano 17 secondi, quindi sicuramente non ci saranno problemi per quanto riguarda i falli commessi. ...17 secondi al termine, con la possibilità da parte della CAM di portarsi in avanti. Viene interrotta l'azione napoletana. Ed ecco qui la conclusione del primo tempo, con Napoli che è in vantaggio per 3-1 e sostanzialmente il primo tempo si è andato a risolvere praticamente nei primi minuti del match e negli ultimi, con l'ulteriore gol del Napoli, 3-1, quindi dopo 20 minuti di gioco. E per ora è tutto, ci sentiamo ad inizio ripresa.
Riprendiamo la diretta dalla Pala Cicogna. Come vedete il primo tempo si è concluso con il Napoli in vantaggio per 3-1 qui a Treviso contro la Kame. Andiamo a rivedere attraverso l'highlight le 4 marcature. Dopo appena una decina di secondi il gol di Sacon, poi c'è stato il pareggio da parte di Guglielmao. Successivamente ancora Guglielmao dopo quello che era stato il 2-1 di Perugino. Quindi ora vediamo che è pronta la squadra ospite a mettere in moto per la prima volta in questa ripresa la sfera. Sul punto di battuta Salas è pronto, il numero 15, che si porta subito in avanti dopo aver ceduto il pallone ai propri compagni, che ora lo possono gestire con Bolo. Prova ad anticipare la chiusura di Luis Felipe, proprio il numero 24, poi viene cacciato fuori. Ora vediamo Bolo con Perugino che si era trovato quasi sulla traiettoria. In un caso di un'eventuale deviazione il pallone verso la porta poteva diventare veramente pericoloso per il portiere della Kame. Kame che gestisce questa azione con Donin che viene messo a terra. Il primo fallo di questa partita nella ripresa. Ovviamente nel primo tempo ci sono stati 4 falli per parte. Ora c'è il calcio di punizione di Sacon sul punto di battuta al numero 89. Sulla destra c'è Donin, poi c'è Luis Felipe, vediamo se viene servito. Invece c'è il tiro direttamente verso la porta con l'ultima deviazione di Donin, e quindi pallone che viene restituito subito al portiere con la maglia numero 12 Bello Buono. Prova il rilancio con le mani, il colpo di testa di Pietrangelo. Quest'oggi il numero 1 della Kame è stato costretto tantissime volte a intervenire in anticipo. Tanto attenzione perché c'era Donin che stava per rubare il pallone a Borruto, che ora è nuovamente in possesso di palla, cede a Bolo. Salas e Perugino che è quello più avanzato, il capitano. Ora vediamo Luis Felipe, calcia sopra la traversa da buona posizione di puntone. Qui quadrato numero 8 avrebbe avuto maggiore opportunità per mirare almeno verso lo specchio della porta, qualche centimetro sotto. Intanto la palla viene consegnata da Bello Buono a Bolo. Ora l'opportunità da parte della formazione di casa di ricostruire un'azione d'attacco. Palla verso Luis Felipe che non riesce ad agganciare, e quindi pallone che finisce fuori. Ciapa mette in apprensione Bello Buono, e poi quindi vediamo che intanto c'è Collini che insomma non è stato contento di quanto ha visto da parte della sua squadra nella gestione ultima di questo pallone. Sacon, e vediamo che ora ci sarà l'ammonizione. Eccolo qui, ammonito Donin per il fallo commesso. Anche Donin, dopo che è stato ammonito nel primo tempo un giocatore del Napoli, viene estratto il cartellino giallo per la seconda volta in questa partita. 18 e 17
al termine del match. Bolo prova ad andarsene via. Borruto. L'anticipo di Donin su Salas. Bolo dall'altra parte verso Borruto che calcia direttamente senza pensarci due volte. Ora la palla è finita fuori, raccolta da Pietrangelo, ed è lo stesso numero 1 che con le mani la concede sulla sinistra a Sacon, che alza il pallone allo scavetto, come si usa dire. Donin se ne va via, parte il tiro, la respinta con i pugni da parte di Bellobuono, e poi vorrebbe subito il pallone Salas. Perugino invece è lui che gestisce il possesso e trova le gambe di un giocatore della Came, e quindi la rimessa in gioco. Bolo, possesso di palla, Bellobuono, pallone calciato direttamente in avanti. Donin, Perugino su di lui, Luis Felipe Sacon, Giappa, Luis Felipe, Donin, pallone per Giappa, palla per Giappa che viene rimpallata, e poi è Donin che prova nuovamente a tirare, ma è Guglielmo che riesce a bloccare questa iniziativa da parte della formazione di casa, e quindi ora ci riprova in questa ripartenza l'uscita di Pietrangelo con il corpo ad anticipare Bolo. Ecco qui, pronto al numero 24, pallone che ora viene portato avanti in qualche modo da Donin, cade a terra Sacon, ancora Donin, lo scarico all'indietro per Pietrangelo. Giappa, e non riesce a trovare la porta, lo scavetto. Aveva cercato il tocco di classe Giappa per poter insaccare il pallone, il dialogo con Sacone, poi ha provato una specie di esterno sinistro per provare a vedere se riusciva a trovare il gol, ed ora Sacon ruba il tempo a Bolo. Ci sono le proteste del numero 89 per una presunta infrazione in fase difensiva del numero 24, ma gli arbitri dicono che è tutto regolare, si deve proseguire. È ancora Sacon che ruba il pallone a Bolo. Intanto vediamo Bolo, viene un po' trattenuto Guglielmo, e poi c'è questo tiro a scaraventare il pallone sul soffitto. Intanto la potenza, la fisicità. Intanto rivediamo l'azione con la quale Sacon si era lamentato. Intanto è tornato in panchina, e poi al volo il di sinistro Borruto, brividi per la difesa della Came che stava per subire la quarta rete. Ora ci riprova nuovamente Napoli. Borruto si riprende il gioco, venne fatto proseguire l'azione con Bolo, e ora è Giappa, Donin. Giappa sbaglia tutto, lo scarico sulla sinistra per Azzoni.
le indicazioni di Collini. Il rinvio di Napoli che finisce tra le mani di Pietrangelo. Sutton, pallone per Giappa e niente da fare, doppio triplo tentativo sotto porta di Giappa, ma è stato bravissimo Bellobono sempre a mandare fuori il pallone dalla propria porta praticamente. Eccolo qui, in qualche modo è riuscito a resistere a questa azione e poi Azzoni fa la barba al palo alla destra di Bellobono. Fase positiva in questi ultimi minuti da parte della Came, che ha costruito alcune palle gol interessanti per almeno andare ad accorciare il risultato che permane di 3-1 rispetto a quello che è stato il finale della prima frazione di gioco. Perugino, Salas, portiere Bellobono, lungo rilancio, ancora una volta con i pugni l'anticipo di Pietrangelo, poi palla che viene portata avanti da Musumeci. Donin ancora per Musumeci, in qualche modo la protegge in mezzo a ben 3 avversari. Sutton, Gabriel, ancora Musumeci anticipato da Salas che gli mette il pallone fuori. Donin, pallone ancora per Musumeci e c'è stato l'ultimo tocco, questa volta del numero 15 di Napoli, e quindi corner. Il corner, Donin colpisce troppo d'interno sinistro, pallone che invece di trovare il giro verso la porta se ne esce sul fondo. Palla immediatamente data in avanti, Bolo, Salas, ora su di lui c'è Donin, Salas parte il tiro, pallone toccato in corner da Donin. Le indicazioni ora di Salas, Perugino si porta in avanti, Bolo all'indietro per il portiere. Bolo ha tanto spazio di portare in avanti la sua azione. Bolo, pallone di ritorno verso di lui, intanto Perugino si trova Pietrangelo appeso alla schiena. Ora nuova opportunità per Napoli, che in qualche modo prova a trovare la via della quarta marcatura, ma non ci riesce con questa serie di passaggi all'interno dell'area di rigore. Ora Bolo, portiere Bellobono, rilancio e anticipo ancora di Pietrangelo. Tantissimo lavoro da fare questa sera per l'estremo difensore della Came, con questi continui rilanci verso di lui. E ora c'è Musumeci che mantiene il pallone in campo, in qualche modo lo cede a Sutton, parte il tiro, pallone che finisce sul fondo. Comunque buona questa conclusione di Giappa, anzi si trattava di Sutton in questo caso. Pallone che finisce nuovamente fuori. Sutton per Musumeci, controlla in qualche modo la sfera, una serie di suolate. Azzoni, Donin, pallone perso, classica situazione
il pallone perso della Kame, ci gioca molto con questa cosa Napoli, che prova poi a ripartire. Borruto, un colpo di tacco che manda il pallone fuori. Rientra Gabriel, serie di sostituzioni anche per quanto riguarda la Kame. Azzoni ed Ognin tornano in panchina. Sutton rimetterà in azione la propria squadra. Sutton cede pallone. Intanto deve esserci qualche problema per Borruto, qualche problema fisico vicino a un ginocchio. Si sta parlando con i propri fisioterapisti, vedremo se rientrerà più in campo. Ora l'iniziativa della Kame, che riconquista il possesso di palla a 11:35 di guida. Pallone che viene recuperato da Salas fermato da Di Guida, poi palla che finisce sui piedi della Kame, che guadagna una nuova opportunità in attacco. E poi la parte esterna della porta colpita. A 11:16 dal termine del Sacon, il pallone rimane lì e poi viene messo in rete da Sutton, che accorcia le distanze a 11 minuti e 11 secondi esattamente dal termine del match. 2-3. Ora si riapre completamente la gara, non che questa fosse sicuramente chiusa, perché nel futsal può accadere di tutto veramente in pochi secondi. Comunque recupera parzialmente lo svantaggio la formazione trevigiana, con il pubblico di casa che esulta per questa situazione, che vede la propria squadra poter giocarsela contro la forte formazione partenopea. Ora vediamo Sutton che sulle ali dell'entusiasmo prova a saltare due avversari. Intanto Borruto comunque è rientrato in campo, quindi non c'erano grossi problemi dal punto di vista fisico per il numero 9 in realtà. E intanto Sutton col sinistro si rende nuovamente pericoloso. Il rilancio, lo stop in qualche modo di Gurnau, che però non impedisce alla formazione di casa di rilanciarsi in avanti in qualche modo. E poi vediamo il colpo di tacco provato da Musumeci all'interno dell'area di rigore avversaria, che poteva essere davvero pericolosissimo se non ci fosse stata una buona guardia da parte della difesa appunto partenopea. Partenopei che ora devono difendere ancora il proprio vantaggio. Ecco qui il tacco di Musumeci con la copertura della difesa di Napoli. Bolo è pronto
bello buono, rilancio e ancora una volta con i pugni l'anticipo di Pietrangelo. Intanto attenzione perché c'è il portiere di movimento, con Perugino e con Salas, che ora è l'ultimo giocatore. Vediamo che sbaglia il passaggio verso Borruto e quindi costringe Perugino dall'altra parte. Attenzione, intanto Bello Buono era rientrato in porta, stava per approfittarne Giappa, e poi il passaggio di Bolo verso Borruto con il pallone che finisce fuori. Vediamo cosa accade. Si riprende Zacon, rilancio, il colpo di testa, palla portata in avanti da Pietrangelo. Zacon, Giappa per Di Guida, non raggiunge il pallone Luis Felipe. Gli applausi comunque del pubblico di casa, che ha riempito per buona parte il Palla Cicogna in questa ultima gara stagionale, in casa appunto della formazione della Came Treviso, quando mancano poco più di 9 minuti al termine del match. Bello Buono è pronto a rilanciare come di suo consueto, questa volta la palla a terra, in qualche modo Giappa può far ripartire l'azione della propria squadra, pallone filtrante, ma ancora una volta capisce bene Borruto, dall'altra parte subito con una Veronica, capisce tutto però la difesa della Came, che si rigetta in avanti, ferma tutto sul cerchio centrale del campo. Sacono aspetta che i propri compagni si vadano a posizionare in una maniera adeguata per non ripartire poi Malamodi in contropiede e tiro! Bello Buono recupera il pallone che evidentemente era finito sul fondo. Si lotta in qualche modo, Salas spreca una ghiottissima occasione, aveva praticamente la porta quasi scoperta, quasi aveva superato Pietrangelo, ma il suo tocco non è stato dei migliori e quindi nulla di fatto. È stato mandato a quel paese tra virgolette dal proprio allenatore, perché era chiara l'occasione da gol a favore della formazione ospite, che non è riuscita a sfruttare l'opportunità. E quindi vediamo Di Guida per Zacon. Di Guida, cade a terra Giappa, ma non c'è nessuna spinta particolare. Colpo di testa, palla che viene rilanciata, attenzione, un rimbalzo stava per favorire il Napoli. A 7:50 dal termine, non è più rientrato in modalità portiere di movimento Perugino. È stata solo una decisione che è durata veramente pochissimo, praticamente solo una azione. Luis Felipe
Poi questo tiro, questa puntata di Borruto quasi forse più ad allontanare il pallone che essere un'azione importante. Intanto c'è tra poco la richiesta dei time out della formazione ospite. Sacon di guida, parte il tiro, pallone che finisce sul fondo. Non c'è ancora l'opportunità di chiamare il time out perché il possesso è ancora a favore della Kame. Rilancio lungo, colpo lungo, Pietrangelo, Luis Felipe, Sutton, vediamo Giappa, Donin, Sutton, 1 contro 1, si accentra, parte il tiro, la chiusura della difesa del Napoli e ora appunto ritornato il possesso di palla per Napoli con il pallone che finisce fuori e quindi time out a 6:35 dalla conclusione di questa partita. Dopo il 3-1 al termine del primo tempo la Kame è riuscita ad accorciare le distanze, quindi portarsi sul 3-2. Vediamo qui le indicazioni della panchina della formazione trevigiana con Roscia che fa avvicinare anche a Pietrangelo per indicare quella che potrebbe essere la via per andare a trovare il gol del pareggio dopo essere andati in vantaggio dopo appena pochi secondi dall'inizio della partita e aver subito le altre 3 reti nel primo tempo. C'è questa situazione di partita che permette alla Kame comunque sia di provare a trovare la via del pareggio, magari tra qualche minuto con il portiere di movimento. Intanto il possesso di palla da parte di Giappa, il capitano prova a girarsi, poi intanto c'è un giocatore del Napoli che cade a terra e Salas si tocca la parte inferiore della schiena. Un po' di stretching per Salas, numero 15 che a livello rugbyistico sarebbe l'estremo, ma qui non siamo nel rugby. Pubblico, tanti giovani appassionati di futsal, ben inquadrati dalla nostra regia. Rilancio lungo, colpo di testa con nuovo possesso da palla persa però da parte della Kame. Perugino cerca di andare via sul fallo laterale lungo la linea ma non riesce a concludere la propria azione. Donin per Luis Felipe, Sutton ancora cerca la via maestra, poi Giappa centrale, un tiro ancora Giappa, è bloccato in qualche modo dalla difesa avversaria, si è fatto male.
si è fatto male forse ancora Borruto, che insomma stoicamente vuole rimanere in campo, il numero 9, ma non lo vediamo molto bene, in ottima forma per così dire. Forse Collini potrebbe anche decidere di cambiarlo, però insomma sapranno il fatto loro di sicuro. Noi dalla postazione. Intanto ecco qui il portiere di movimento, questa volta da parte della Kame. Sacon è pronto con la maglia rossa, col numero 89. Rocha che si gioca la carta portiere di movimento. Sutton, Donin, circolazione di palla. Ecco qua Giappa e Perazzetta sono i due vertici vicino, diciamo i lati vicino alla porta per l'eventuale tiro in diagonale. Donin, Sutton, Giappa, parte il tiro di Sacon. 4:47, vuole chiudere in bellezza e salutare con un buon punteggio, un buon risultato i propri tifosi, la squadra di Treviso, mentre ovviamente Napoli ha tutte le intenzioni di mantenere il vantaggio. Ora ci sono le proteste di Salas. Sutton si riprende tanto a giocare, sono passati altri secondi, ne mancano ancora un po', esattamente 4 minuti e 16 secondi. Donin viene trattenuto, netto fallo, e si tratta anche del quarto fallo per quanto riguarda gli ospiti, quindi attenzione anche a questo aspetto. Sutton sbaglia tutto Donin nel passaggio per Sacon. Ecco, questi sono errori che non si possono fare quando si è in questa situazione. Pallone calciato direttamente poi verso la porta di Pietrangelo, e Pietrangelo che se ne esce e riconcede a Sacon la possibilità di essere il portiere di movimento. Sacon, Donin, Sacon, movimento da parte dei giocatori di Silvio Rocha, indicazioni varie su dove andarsi a posizionare, sempre con il pericolo ovviamente che se dovesse tirare il possesso la squadra avversaria. Intanto con il puntone l'ottima risposta da parte di Bellobuono. Rivediamo nel replay. Intanto attenzione alla ripartenza e la gol di Borruto, che ha trovato la porta sguarnita, e quindi Borruto è andato a realizzare la quarta marcatura per il Napoli. Avevamo detto attenzione perché quando questa squadra riprende il pallone con il portiere di movimento c'è sempre grande pericolo, molto pericolosa. Rivediamo l'ottimo calcio a scavalcare eventuali interventi difensivi. Intanto dall'altra parte ancora Borruto prova a rendersi pericoloso. Sacon, parte il tiro, attenzione ancora una volta, porta sguarnita della Kame, in qualche modo la chiusura su Sutton, ma dà la palla a Borruto che defilato non riesce a trovare lo specchio della porta. Situazione di 4-2 per Napoli, a 2:50 dal termine. Botta e risposta da una parte e dall'altra, con
Napoli che è riuscito a riportare a +2 il proprio vantaggio. Poi Sutton decide di calciare, però poteva forse trovare una soluzione migliore. Rientra Pietrangelo e quindi Salas col mal di schiena, Borruto che è sempre piegato sulle ginocchia, un po' malconcia Napoli, ma in qualche modo riesce a continuare a essere in vantaggio. Ora Perugino prova in qualche modo il rilancio, palla per Borruto, pallone che si impenna, nuovamente Pietrangelo, Perazzetta, Donin entra anche Saccona per Pietrangelo e ora riprova nuovamente con il portiere di movimento. Saccon sbaglia completamente, Cicca, Perazzetta tutto solo, Perazzetta a 2 passi dalla porta, si dispera il numero 17, fa segno di ok, si mette le mani in faccia perché chiaramente ha ciccato un pallone da ottima posizione, poteva riaprire le sorti di questo incontro, ma mancano 126 secondi. Sono passati i 4 secondi. Borruto quindi concede il possesso alla Kame. Donin, Sutton, Saccon, riprende la fase difensiva dei partenopei, mentre c'è circolazione di palla da parte della Kame, che si continuano a spostare i giocatori di Treviso, e poi questo diagonale di Donin che non finisce di molto lontano dalla porta di Bellobuono, ma 96 secondi al termine, è quasi fatta per Napoli. Vuole forse un time out, vediamo, sì, Rocha. Intanto c'è il possesso, forse è chiamato anche un po' in ritardo questa richiesta di time out, quando il gioco era appena ripartito a favore della Kame. Donina parte il tiro, la chiusura della difesa del Napoli. Saccon, Donin, Perazzetta cerca di mettere in mezzo, palla che viene calciata e finisce fuori. Meno di un minuto al termine ed ecco qui che comunque viene chiamato il time out. È l'ultimo time out che andiamo a commentare in questa stagione, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, con la nostra regia che va ad inquadrare la panchina di Silvio Rocha, che sta per dare le ultime indicazioni di questa stagione qui al Pala Cicogna, con una salvezza guadagnata grazie sostanzialmente alle ultime 2 vittorie, in particolare quella ottenuta contro il Petrarca. Ora vediamo l'iniziativa ancora a disposizione della Kame, che proverà ad accorciare le distanze in velocità subito. Porta avanti il pallone Sutton, Saccon, il pallone che viene calciato altissimo. Questa era davvero costruita bene come azione, ma
è mancata proprio la finalizzazione, calciato di sinistro dal numero 89, sparato altissimo. Bolo, la chiusura di Sutton, c'è stata davvero una grande occasione per la squadra di casa per accorciare le distanze, per dare un po' di pepe negli ultimi secondi del match, ma ormai siamo alla fase conclusiva. Vediamo Giappa, Perazzetta, sbaglia completamente Perazzetta, non in partita quest'oggi il ragazzo della Came, e poi c'è questo tiro di Sutton e può festeggiare davvero questa vittoria in trasferta il Napoli, importante per mantenere la propria posizione in classifica, per arrivare nel migliore dei modi nella post season di questa stagione, che vedrà sicuramente protagonista la formazione di Collini, così come è sempre stato negli ultimi tempi. Ora Sacon, vediamo se Sutton chiude in bellezza con Giappa, non il lascia scampo. Vediamo Salas che si tocca continuamente la schiena, mancano 6 secondi, vuole portare a termine la situazione Luis Felipe, ma ecco qui che termina il match. Risultato finale: la Came perde in casa contro il Napoli per 4-2 e quindi saluta con questo risultato negativo il proprio pubblico, ma quello che era importante per questa fase finale della stagione della Came era il mantenimento della categoria. E come dicevo, invece ci sarà opportunità di giocare ancora altre partite per la squadra di Napoli, che ha ottimamente condotto il match in Porto, costringendo appunto alla sconfitta casalinga la formazione di Treviso. Bene, è veramente tutto, non mi resta altro che ringraziare i ragazzi della parte tecnica e la regia di Italo Morao. Andrea Martucci vi saluta e vi dà appuntamento a questo punto al prossimo anno.